dei risultati diversi a Verona e Belluno spinge il centrodestra a lavorare subito per Treviso 2023. I meloniani, Forza Italia si siede al tavolo, ma vediamo cosa farà a Verona. Il PD, noi pronti a una vera alternativa. A Casale sul Sile, la vera sorpresa del voto nella Marca. Primo giorno in municipio per Stefania Golisciana che promette squadra di giunta in una settimana confermerò qualche assessore. Una diretta non stop con tutti i risultati, i protagonisti della sfida del voto e le analisi politiche. Record di ascolti ieri per la maratona elettorale di Antenna 3. Paura per una tredicenne travolta da un'auto mentre attraversava la strada nella zona di Sant'Antonino a Treviso. L'incidente questa mattina alle 8. Giovedì alle 17 nella chiesa parrocchiale di Vidori, i funerali di Luca Carrera e della moglie Patrizia Bisol, morti nel tragico schianto tra la loro moto e un camper domenica a Feltre. Balzo dei contagi in Veneto, la Marca trevigiana registra il maggior incremento. Il direttore generale dell'USL 2 Benazzi, siamo la provincia dove ci si è vaccinati meno per la presenza dei Novax. Rabbia e indignazione a Treviso per il gesto del 27enne che ha preso a sassate e ucciso l'esemplare femmina di Folaga, diventata una sorta di mascotte dei turisti da quando aveva nidificato a Ponte Dante. Da Castelfranco a Montebelluna a Conegliano questa sera alcuni edifici e monumenti illuminati di rosso nella giornata mondiale del donatore. La presidente regionale di Avis ribadisce l'appello: c'è bisogno urgente di sangue e plasma. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo con la politica e con l'analisi del voto dopo le amministrative di domenica. Lega e Fratelli d'Italia concordi nel dire il centrodestra unito vince e naturalmente archiviata questa tornata elettorale. Ora si guarda già all'appuntamento con le comunali a Treviso nel 2023. Dopo il verdetto delle urne per i partiti è tempo di bilanci, di analisi del voto ma anche discussioni interne, perché archiviata questa tornata elettorale si guarda già alle prossime sfide alle amministrative del 2023 quando si giocherà una partita fondamentale per il centrodestra nella città di Treviso. In vista di questo appuntamento Fratelli d'Italia ha le idee già chiare sui prossimi passi da fare. Siamo pronti oggi ad affrontare insieme a Gianangelo Boffa e agli amici della Lega e insieme a Mario Conte quello che riguarda la partita del 2023 della città di Treviso, perché dove il centrodestra va unito vince sempre. Credo che un anno da qui alle elezioni sia poco, e siccome a Treviso noi vogliamo stravincere, non vincere, dovremo iniziare da domani a lavorare. Pronta al confronto anche la Lega che al di là degli accordi interni allo schieramento di centrodestra punta sulla figura del sindaco Mario Conte. A Treviso abbiamo la fortuna di avere un bravo amministratore che ha amministrato bene la città, quindi abbiamo le caratteristiche del comune piccolo dove abbiamo Mario Conte che sicuramente penso sia encomiabile come sindaco. Equilibri nei quali potrebbe entrare anche Forza Italia. Forza Italia, se desidera, si siede pure al tavolo. Vogliamo capire come si posizionerà anche su Verona. Una certezza queste amministrative l'hanno lasciata e trova concordi Lega e Fratelli d'Italia. Il centrodestra, se unito, può portare a casa importanti risultati. Diversamente si rischia una situazione come quella di Verona. La formula del centrodestra unito che vince sempre in Veneto è una formula che penso che sia più che rodata, quindi è una formula che ha sempre dato un risultato positivo. Divisi logicamente si spacca quello che è il nocciolo dell'elettorato di centrodestra moderato, spaccando quel nocciolo lì è ovvio che poi i risultati possono essere diversi. Vediamo che quando il centrodestra lavora unito i risultati vengono, quando il centrodestra si divide i risultati non vengono. Osservatore esterno il Partito Democratico, non del tutto certo che nel centrodestra si troverà quella compattezza che manca a livello nazionale con Forza Italia e Lega al governo e Fratelli d'Italia all'opposizione. Dalla loro i democratici sono pronti a giocare un ruolo da protagonisti nella sfida di Treviso tra un anno. Quello che si è visto anche in giro nelle grandi città del Veneto, quindi questa spaccatura dal centrodestra, sia tutta legata a questo nodo. È un nodo che devono sciogliere evidentemente, altrimenti i cittadini non capiscono. Noi dal nostro punto di vista ci presentiamo come un partito unito, con una linea chiara, un punto di riferimento anche per le realtà civiche. Ed è con queste basi, che sono quelle che hanno permesso a Giordani di vincere a Padova e a Tommasi di affermarsi al primo turno a Verona, che ci presenteremo per la partita di Treviso. E a Casale sul Sile la vera sorpresa del voto nella Marca. Abbiamo seguito la neosindaca nel suo primo giorno da amministratore.
prime chiavi. Non sono quelle ufficiali, però. Chiavi in mano, Stefania Golisciani apre le porte del municipio di Casale sul Sile. La prima telefonata questa mattina è con il sindaco uscente Giuliato. Con lui si è presentata ai dipendenti. Il primo incontro invece questo pomeriggio con l'ex assessore al sociale Celestina Segato. Oggi diciamo che la maggior parte del tempo è stato dedicato a questo, cioè nella programmare tutti gli appuntamenti, tutte le scadenze che sono a breve, anche le riunioni con le partecipate, insomma c'è tanto da fare, quindi c'è necessità di una buona programmazione. Entro una settimana promette di ufficializzare la nuova squadra. I nomi delle donne ci sono quasi tutti. Una formazione, rivela, che rispetterà anche la buona amministrazione del passato che ha convinto di fatto gli elettori a sceglierla. Più di qualche assessore potrebbe essere riconfermato, ma sul vice sindaco, che potrebbe essere proprio Giuliato, non si sbottona. Chiamerò tutti singolarmente e poi insieme decideremo appunto il meglio, in base anche alle disponibilità, perché noi non siamo politici di professione, siamo comunque cittadini che hanno anche un proprio lavoro, e quindi anche in base alla disponibilità, alle competenze maturate e a quelle magari dove ci si sente anche più ferrati, poi costruirò la squadra insieme a tutti. Da mamma di un bimbo piccolo e donna che ha diviso la vita tra famiglia, lavoro e politica, ci dice di aspirare ad essere un esempio, e per farlo la sua prima vera azione politica sarà nei confronti delle famiglie. Primis le cose che sono fattibili a breve sicuramente è una ulteriore riduzione magari delle rette dei nidi, e rendere strutturali quelli che sono alcuni contributi che già riuscivamo appunto a dare, ma magari renderli strutturali, perché ovviamente lì bisogna intervenire ogni anno, e lavorare sempre in emergenza non aiuta anche ad avere la sicurezza per le famiglie di potersi affidare su questi contributi. Invece se li rendiamo strutturali, le famiglie stesse lo sanno che ci sono e quindi sono anche più tranquille. Famiglia che rivela essere stato il suo pilastro, capace di rispettare la sua ambizione che l'ha portata da Acerra, comune del napoletano dove è nata, fino a Roma, e poi ad amministrare un comune del nord-est. Ho sempre ringraziato tantissimo la mia squadra, ma non ho avuto modo di ringraziare la mia famiglia, mio marito in primis, ma anche mia madre e mia suocera, che sono state proprio il mio pilastro in questo periodo, perché insomma i nonni, si sa, fanno le veci di tanti servizi che magari in Italia mancano. E record di ascolti ieri per la maratona elettorale di Antenna 3. Allora abbiamo anche i collegamenti ovviamente da Verona, da Padova, da Belluno in particolare. La politica a 360 gradi, dallo spoglio delle schede ai primi exit poll, la voce dei partiti e quella della gente raccolta sul territorio, e poi in studio l'analisi del voto con i principali esponenti della politica veneta. La lunga maratona elettorale di Antenna 3 ha fatto il pieno di ascolti ieri, posizionandosi ancora una volta al primo posto tra le televisioni locali del Veneto. Una diretta non stop condotta negli studi di Antenna 3 che hanno ospitato decine di rappresentanti della politica del territorio. Da Belluno con la sfida della città capoluogo, Feltre, Cortina, fino a Verona con la vera sorpresa di questa tornata elettorale. Padova che consolida il sindaco Giordani e il veneziano che porta al ballottaggio il comune di Jesolo. Il punto tra conferme e volti nuovi, la necessità di interpretare i dati sull'affluenza mai così bassi, sempre con un filo diretto con i telespettatori grazie ai messaggi ricevuti e mandati in onda. Ogni giorno quasi 1 milione di persone sceglie le 3 televisioni del gruppo Media Nord-Est, e ieri durante la maratona elettorale Antenna 3 si è confermata leader segnando un record assoluto. Un successo che ci spinge a fare ancora meglio il nostro lavoro, raccontare un territorio attraverso la voce di chi lo abita, interpretare i dati e riportare il messaggio che le urne hanno dato anche questa volta alla politica. Siamo alla cronaca, paura per una 13enne travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada nel quartiere di Sant'Antonino a Treviso. È successo questa mattina intorno alle 8. L'impatto è stato terribile. Prima il balzo sul cofano della macchina con il lunotto sfondato, poi la caduta sull'asfalto. Il 55enne alla guida della vettura si è fermato subito a soccorrerla. Lei, 13 anni, era a terra, la bici poco distante. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, la bicicletta tenuta a mano, quando l'auto l'ha centrata in pieno lungo via Sant'Antonino, poco dopo le 8 di questa mattina. È stato lo stesso 55enne sconvolto a lanciare l'allarme. Immediato l'arrivo dei soccorsi della polizia locale. Fortunatamente e miracolosamente la ragazzina presentava ferite di media entità. È stata ricoverata in ospedale mentre i vigili in queste ore stanno accertando con esattezza la dinamica del sinistro.
Giovedì alle 17 nella chiesa parrocchiale di Vidore saranno celebrati i funerali di Luca Carrera e della moglie Patrizia Bisol, morti nel tragico schianto tra la loro moto e un camper domenica a Feltre lungo la strada regionale 348. A dare l'ultimo saluto alla coppia una comunità ancora sconvolta dal dramma, una coppia affiatata, accomunata dalla passione per la moto e molto conosciuta in paese. E attimi di paura questa mattina lungo l'autostrada A4 per un tir alimentato a metano liquido che è andato a fuoco. Erano circa le 6:30 quando lungo l'autostrada A4 tra gli svincoli di Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Venezia un tir che trasportava ferro e alimentato a metano liquido con il serbatoio carico ha preso fuoco. L'autostrada è rimasta chiusa fino alle 10 circa. Sul posto sono giunti poco dopo i vigili del fuoco con squadre da Motta di Livenza, Porto Gruaro e successivamente anche con il nucleo NBCR di Mestre con 2 autopompe, 2 autobotti, 3 veicoli speciali e 15 operatori che hanno spento l'incendio che ha interessato la motrice del mezzo, cercando poi di metterlo in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause del rogo dipenderebbero da un probabile surriscaldamento del serbatoio. Folaga uccisa a Sassate, la rabbia dei cittadini ma anche dei turisti di fronte ad un atto tanto malvagio. L'assessore Manera dice gesto vergognoso. È rimasto solo un po' di erba e qualche ramo del nido che con tanta fatica aveva costruito l'esemplare femmina di Folaga. Le uova sono state portate via dai volontari in attesa che possano schiudersi e questa mattina è salita la rabbia dei cittadini ma anche dei turisti di fronte a un atto così malvagio e ingiustificato. Sarà brutto dirlo, però bisognerebbe fare lo stesso trattamento a loro, quello che hanno fatto a loro. So che vado sul pesante, però trattare così una bestia, insomma, ecco, loro bisognerebbe fare lo stesso trattamento, allora forse capirebbero. È proprio una cattiveria, proprio gratuita. Comunque io passo sempre di qua, adesso prima c'è uno che grida, comunque qua c'è di tutto e io per dentro non passo mai. Uccisa a Sassate mentre stava nidificando, colpita più volte senza lasciarle scampo. La Folaga da anni era lì in via Fiumicelli nel cuore di Treviso, diventata la mascotte della comunità. Tutti quando passavano gettavano uno sguardo per ammirarla, così come i turisti che le scattavano delle foto. Però io ritengo il gesto vergognoso, fatto peraltro davanti a turisti che sono subito allarmati e hanno denunciato la cosa. Si tratta di un 27enne nigeriano che spesso si ferma in zona, pregiudicato. Ora sarà denunciato per maltrattamenti di animali, aggravato dal fatto che si tratta di una specie protetta. Rischia una sanzione penale molto importante, la persona peraltro sembra che fosse già soggetto a delle imputazioni per casi simili e quindi vedremo come procedere. La polizia locale lo ha individuato grazie al sistema di videosorveglianza nella zona e la testimonianza della gente. Ora tutti sperano che le uova possano schiudersi così da adottare quei piccolini rimasti senza mamma. Balzo dei contagi da Covid in Veneto, la Marca trevigiana registra l'incremento maggiore. Il direttore generale Benazzi spiega siamo la provincia nella quale ci si è vaccinati meno per la presenza dei Novax. 3.706 nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore. Dopo settimane di tregua il bollettino di azienda zero torna a preoccupare con un'impennata di contagi che non si registrava da mesi, considerando che durante il periodo estivo, forti dell'esperienza passata, solitamente la circolazione del Covid rallenta. A livello territoriale la Marca trevigiana registrare il maggior incremento con 850 positività in più rispetto al bollettino di ieri. In provincia aumentano anche gli altri indicatori. Siamo ormai oltre 270 positivi su 100.000, abbiamo un aumento dell'R-Conti che sarebbe appunto le persone ricoverate rispetto al numero di contagi, che anche questo in aumento, siamo a 0,90. Una spiegazione al dato trevigiano la fornisce il direttore generale guardando ad un altro fattore. Siamo sicuramente quelli che si sono meno vaccinati col discorso dei Novax e abbiamo noi la percentuale più alta del Veneto di persone che non si sono vaccinate. Benazzi però parla di situazione sotto controllo, spiegando come i pazienti ospedalizzati siano Covid per caso, cioè scoprono la propria positività al momento del ricovero dovuto
sopravvissuto a gravi patologie. Difficile per ora dare una lettura di questa nuova impennata, solo il tempo potrà confermare se si tratti di un dato isolato o se sia un primo campanello d'allarme di una recrudescenza del virus. Intanto l'ULSS si tiene pronta ad ogni scenario, anche con la propria organizzazione ospedaliera. Non possiamo però pensare di dismettere dei posti letto, perché immaginiamo ci sarà anche durante l'estate un po' di persone che diventeranno positive, magari fragili che diventeranno positive. Ecco perché è importante l'appello che le persone fragili, gli over 80, si vaccinino. E durante la prima fase della pandemia è nato un progetto sociale a quattro mani tra il comune di Zero Branco e quello di Ponte di Piave. Fin dai primi giorni della pandemia da Covid, il nostro comune, assieme agli altri comuni, ha cercato di trovare modalità nuove di interazione, soprattutto con la parte più fragile della popolazione. Ed è con queste premesse che nel marzo 2020 nasceva il progetto Filo Diretto, grazie alla volontà delle amministrazioni comunali di Zero Branco e Ponte di Piave, un servizio welfare in grado di anticipare e intercettare i cittadini più fragili. Con questo progetto, che prevedeva in buona sostanza il supporto psicologico a distanza fatto per telefono o via mail, abbiamo cercato di dare da subito delle risposte a chi si trovava già in difficoltà. Un lavoro a quattro mani tra i comuni del territorio, una vera e propria semina sociale che ha portato a raccogliere i suoi frutti. In un anno infatti raggiunte 600 persone in difficoltà e tanti riconoscimenti, tra cui un premio a livello nazionale. Il premio rilevanza della rete nazionale città sane assieme al comune di Zero Branco. La rete città sane è una rete italiana delle città sane collegata all'OMS che racchiude 80 città italiane. Questo per noi diventa una modalità di confrontarci sull'attività di prevenzione, sulle buone prassi. Sicuramente diventa importante quello che la rete sta facendo anche per promuovere quel tipo di disabilità, come anche è stato la tipologia di premio che è stato dato quest'anno, che è collegato col linguaggio Braille, ma che il prossimo anno vedrà anche quella tipologia di linguaggio che invece è la LIS tattile, che ci permette di arrivare alle disabilità non visibili sulle quali la rete sta concentrando molte delle proprie iniziative. Zero Branco e Ponte di Piave, sinergia e lavoro di squadra, un'equazione che vede nella rete territoriale una chiave di lettura vincente. Questo è un importante esempio di cosa significa aver fatto rete, come Ponte di Piave e Zero Branco, due comuni della rete, hanno fatto rete per questo progetto all'interno della rete nazionale. Questo diventa fondamentale perché è una delle buone prassi che permette a tutti quanti di mettersi a confronto con delle buone modalità operative che intervengono in prevenzione. Diverse sono state le attività che la rete ha posto in essere, per esempio per quanto riguarda anche tutta la profilassi delle malattie infettive, piuttosto che tutti quegli interventi nell'arbovirosi e quindi nelle prevenzioni anche per quello che riguarda le punture da zanzare o da zecche con attività di salute pubblica. La crisi del settore zootecnico, con l'allarme lanciato dall'assessore regionale Caner, che dice tra qualche mese dovremo andare all'estero a prendere il latte. Hanno già cominciato a chiudere le nostre stalle già da alcuni mesi e purtroppo questo fenomeno non si arresta. Si fa sempre più drammatica la situazione del settore zootecnico alle prese con una crisi condizionata anche dalla guerra in Ucraina che non accenna a placarsi. Molti allevatori portano le vacche a macellare o peggio ancora arrivano gli stranieri a comprare le nostre vacche da latte, perché il tema è che in realtà c'è necessità di produzione di latte, perché c'è una diminuzione di produzione non solo in Italia ma in Europa del 2,8% in media. Quasi paradossale lo scenario che tra qualche mese potremo trovarci ad affrontare. Tra qualche anno o tra qualche mese noi avremo la necessità di avere nuove risorse a disposizione, nuove produzioni a disposizione e quindi noi avremo il prezzo a centesimo del latte che arriverà tranquillamente a 60 centesimi. Questo significa che tra qualche anno o tra qualche mese, purtroppo, noi dovremo andarci a prendere il latte in Germania se chiudono le nostre stalle. Ma questo potrebbe avere ulteriori gravi effetti sulla nostra economia. Se non avremo il latte veneto non avremo nemmeno i formaggi tipici ed è un problema non solo identitario ma anche, se mi consente, di offerta turistica. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, oggi giornata mondiale del donatore. Questa notte si illumineranno di rosso i luoghi simbolo delle città, ma la presidente regionale di Avis ribadisce l'appello: c'è bisogno di plasma e sangue.
Questa notte i luoghi simbolo delle città si illumineranno di rosso, dalla Torre dell'Orologio a Castelfranco al municipio di Montebelluna e Villorba al monumento dei donatori a Conegliano. Un messaggio forte per sottolineare l'importanza della donazione. Per dare un segnale che noi ci siamo con la donazione, ci siamo nel territorio, abbiamo necessità di continuare a donare. Questa è la giornata giusta per fare un appello. Nei primi mesi dell'anno si è registrato un calo preoccupante delle donazioni e se il trend dovesse continuare, spiega la Presidente, non saremo più in grado di soddisfare le richieste di sangue e di contribuire all'autosufficienza nazionale. Fra i motivi di questa riduzione drastica nelle donazioni, il periodo della pandemia. Questo periodo ci ha un po' allontanato, anche dalla nostra sensibilità, del nostro essere comuni, vicini ai nostri ammalati. Io mi auguro che questa 14 giugno 2022 ci permetta di essere ancora responsabili verso i nostri amici, i nostri parenti, i nostri ammalati. Da una parte l'estate è da sempre il periodo più delicato sul fronte delle donazioni, dall'altro l'alto numero di incidenti stradali e la ripresa di tanti interventi chirurgici rinviati a causa del Covid sta mettendo in difficoltà il sistema. Abbiamo necessità di curare i nostri ammalati e per curarli abbiamo necessità di donare sangue e anche plasma. Plasma è un salvavita per i nostri ammalati, di conseguenza dobbiamo farlo. A Vedelago è stato il weekend delle belle notizie con una fiera in piazza frutto dei lavori dei ragazzi e una serata dedicata all'impegno dei migliori talenti della comunità. In piazza alla Fiera delle Belle Notizie, quelle che per tutto l'anno scolastico hanno impegnato 130 alunni nella ricerca di storie positive dal territorio, dall'Italia e dal mondo. Sul palco, sabato sera, studenti, sportivi, volontari, addirittura un neocittadino onorario. Tutto quello che è stato ribattezzato il meglio che c'è. In un'edizione tornata in presenza, senza i vincoli del Covid, il comune di Vedelago continua sulla strada della valorizzazione di ciò che è buono, incoraggiante, di ciò che è futuro per una comunità e lo fa rendendo protagonisti i giovani, ma non solo. Abbiamo voluto creare questo momento di aggregazione, di valorizzazione di questi che sono i nostri talenti di Vedelago. E sono delle persone eccezionali che non tengono il talento per sé, ma appunto lo donano agli altri, quindi si sono contraddistinti dallo studio allo sport piuttosto che nel mondo del volontariato. Questa serata era per loro, per dirgli un grande grazie. Un'emozionante sorpresa ha atteso sul palco un educatore storico di Vedelago, il professor Lorenzo Zanon, già sindaco di Tre Baseleghe, insegnante all'Istituto Comprensivo e ideatore della Fiera delle Belle Notizie, a cui è stata conferita la cittadinanza onoraria per il suo impegno con i giovani. E anche nei ragazzi, che è il settore un po' più fragile della nostra società, spesso si guardano soltanto gli episodi, pur veri, di teppismo, di altro, ma ci sono migliaia di ragazzi che ogni giorno fanno il loro dovere, che fanno la loro fatica di crescere, che raggiungono gli obiettivi attraverso percorsi a volte difficili e quindi vanno aiutati, supportati, mai condannati. Io dico sempre, finché il mondo è in mano ai giovani è al sicuro e io di questo sono veramente convinto. Apriamo la pagina con le notizie da Belluno e provincia. La cronaca è in primo piano con la tragedia oggi in Agordino, dove un uomo di 68 anni è caduto da una scala appoggiata su un faggio nel tentativo di staccare un ramo secco con un cordino. Il dramma si è consumato in un'abitazione isolata di Sot Colarù, in comune di San Tommaso Agordino. Anche per questo, accanto ai sanitari del SUEM, sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino. A lanciare l'allarme è stata la compagna dell'uomo che non lo ha visto rincasare ed è andato a cercarlo tra i boschi. Siamo alla politica. Niente ballottaggio a Belluno, la città ha eletto il suo nuovo sindaco già al primo turno, l'ufficialità tarda notte, Olimpiadi, treno da non perdere, ha detto il nuovo sindaco. Guardandomi all'interno come sono abituato, mi sono detto: hai fatto il possibile, sei stato rispettoso con i tuoi avversari? Sì, e allora da lì io sono l'uomo più tranquillo del mondo, come ho già affrontato tanti altri di questi momenti, magari in condizioni diverse, in palcoscenici diversi, ma è giusto così. Si è dovuta aspettare la mezzanotte per avere l'ufficialità di un verdetto senza appello, ma Oscar De Pellegrina, da ex campione paralimpico di tiro con l'arco, ha mantenuto calma e concentrazione fino alla fine, centrando l'obiettivo al primo turno e fermandosi al 50,7% dei consensi, oltre 20 punti percentuali in più rispetto a Giuseppe Vignato, sostenuto tra gli altri dal PD, che ha
sua volta distanziato di 12 punti l'altra contendente Lucia Olivotto, seconda anima di un centro-sinistra che si è presentato balcanizzato. Niente ballottaggio dunque all'ombra della Gusela, dove alla promessa di cambiamento si aggiunge quella di un rilancio all'insegna delle Olimpiadi, e per De Pellegrin, visto il curriculum, non potrebbe essere altrimenti. Io la vedo come una grande opportunità, ecco, è un treno che passa e passa dopo tantissimi anni, quindi 70 anni ora, chissà quando ripasserà, quindi bisogna che il capoluogo insieme alla provincia, a tutti gli enti preposti siano pronti, ecco, ad accogliere e sfruttare, ecco, sicuramente questa opportunità. Lucia Olivotto, già vice sindaca uscente, è pronta a esercitare il suo nuovo ruolo nell'assemblea di Palazzo Rosso. Avremo un gruppo consigliare di 4 persone e quindi siamo pronti a fare il nostro lavoro tra le file della minoranza e saremo a disposizione per collaborare sui temi buoni che ci stanno a cuore per la nostra città, ma al tempo stesso saremo anche pronti a stigmatizzare le cose che noi non condividiamo. Primo partito a Belluno e Fratelli d'Italia che stacca PD e Lega. Chiaro che con il voto di domenica sia cambiata radicalmente la geografia politica cittadina. Resta un dato, quello della disaffezione. A Belluno si è presentato al voto meno di un cittadino su 2, poco più del 46,5% del totale, un dato che fa riflettere sia maggioranza che nuova opposizione. Disaffezionarsi alla politica, in particolare alle scelte amministrative locali, direi che è essenzialmente fondamentalmente un errore. Insomma, bisogna partecipare, dare il proprio contributo in modo da contribuire a definire quelle che sono le scelte del proprio comune nel prossimo futuro. A Feltre invece si andrà tra 15 giorni al ballottaggio tra Viviana Fusaro e Adis Zatta. La corsa per il ballottaggio del 26 giugno è già iniziata a Feltre, dopo una giornata di testa a testa con sorpassi e controsorpassi a colpi di voti tra Viviana Fusaro e Adis Zatta. Un primo round che il centrodestra porta a casa a sorpresa, con la squadra di Fusaro che si aggiudica il 47,28% delle preferenze contro il 45% del centrosinistra di Zatta. Nota dolente di queste elezioni i partecipanti al voto, che si fermano al solo 46,3% della popolazione. Purtroppo abbiamo avuto questa disaffezione al voto. Noi lavoreremo perché queste persone che hanno avuto questa disaffezione al voto possano crederci, perché noi veramente abbiamo tutte le opportunità per vincere e vogliamo governare questa città, in quanto questa città è stata governata da persone che non hanno creduto in questa città da 10 anni, e da 10 anni questa città è crollata completamente, per cui noi siamo convinti e siamo certi di vincere al ballottaggio. Una continuità, quella del centrosinistra, che rallenta vistosamente dopo le elezioni passate vinte per 2 volte di fila al primo turno. Un segnale di voglia di cambiamento che sarà da analizzare per la squadra di Zatta. Ci tocca fare altri 15 giorni di corsa, ma non abbiamo nessuna paura, anzi abbiamo tutta l'energia, tutta la voglia, l'entusiasmo per poterli fare. Non vediamo l'ora di entrare nei contenuti, né entrare nei confronti con l'altro candidato. Abbiamo voglia di uscire sul territorio per spiegarci ancora meglio, far capire esattamente qual è la nostra offerta, qual è la qualità della nostra squadra, quindi mi viene da dire nessun problema. A Cortina il ribaltone di Gianluca Lorenzo, che con la lista Vivere Cortina ha conquistato la città scalzando Gianpietro Ghedina. Da qui ai prossimi 5 anni c'è l'appuntamento delle Olimpiadi, ma avverte il neo sindaco: Cortina non deve subire le Olimpiadi ma va coinvolta. Sentiamo allora le sue parole. La gente di Cortina voleva un'amministrazione più vicina al paese e non lontana, che non fosse solo focalizzata su quello che è l'evento olimpico, che sicuramente è importante perché è un sine qua non per tutta una serie di sviluppi che andremo a vivere a Cortina, ma volevano un sindaco che fosse vicino a quelle che sono le problematiche di un paese. Siamo molto legati al territorio e al rispetto del territorio. Saremo maggiormente puntuali su tutte quelle che saranno le iniziative volte a sviluppare, diciamo, sul territorio le Olimpiadi, e quindi di conseguenza una tutela del territorio non a prescindere dell'evento, ma comunque un giusto equilibrio su tutto quello che è il nostro ambiente, che è il sine qua non ed è soprattutto la nostra ricchezza. Diciamo che per quanto riguarda la parte di viabilità, diciamo, non abbiamo dovremmo avere voce in capitolo, però essendo l'ANAS che finanzia le cose e sottocommissario, diciamo, la strada è abbastanza tracciata, ma quello che appunto vogliamo fare noi è tutelare il territorio, quindi vedere eventualmente la possibilità di fare delle modifiche se servono, ma sicuramente dobbiamo cogliere l'opportunità, perché o la prendiamo adesso o rischiamo di non risolvere più quello che sarà la parte, diciamo, di traffico. Sicuramente c'è sul tavolo
il progetto, diciamo, del nuovo impianto di salita, all'interno del quale ci saranno 870 posti auto, e quello sicuramente sarà una bella valvola di sfogo per quello che è il traffico parassita, e quindi già da quel punto di vista là, secondo me, Cortina otterrà degli ottimi risultati. Il turismo, io sono convinto che vada comunque sempre gestito, perché nel momento in cui non lo si gestisce poi rischia di sfuggire di mano. E per quanto riguarda la parte estiva, forse è meno caotico, nel senso che abbiamo una clientela che sta meno giorni, più turisti, diciamo andata 1 o 2 giorni, e quindi diciamo al di là del mese di agosto la gestione è abbastanza semplice. Per quanto riguarda il comparto invernale invece sicuramente è una situazione, diciamo, più delicata, perché sia dal punto di vista dello sgombero neve, che può causare sicuramente delle problematiche dal punto di vista del parcheggio e della viabilità, però come dicevo va sempre gestito a prescindere. Lasciamo la politica, andiamo a Limana, dove nel pomeriggio di ieri si è abbattuta una violenta tempesta di grandine che ha causato gravi danni alle coltivazioni, ad orti, giardini e persino allo stabilimento della Costan Epta, la cui produzione è rimasta chiusa per tutta la giornata di oggi. Ne è venuta varie volte, però non così. Ieri proprio è stato pazzesco, io l'ho filmata e quindi era da paura proprio. Sono bastati 15 minuti attorno alle 16:30 di ieri pomeriggio a seminare la devastazione sul territorio del comune di Limana. Una tempesta violentissima ha ricoperto il terreno di uno strato di parecchi centimetri di grandine con chicchi che hanno raggiunto dimensioni davvero considerevoli e i cui accumuli sono ancora visibili oggi. Una tempesta che, almeno per quanto riguarda le precipitazioni di grandine, è rimasta molto circoscritta, abbattendosi per lo più tra la zona industriale di Cesa e l'adiacente quartiere Europa, lasciando pressoché incolumi le altre frazioni confinanti e il centro di Limana. È preso solo qui. Sì, poi era 500 metri di qua, niente. In tondo come, no? Perché una volta un momento andava così, l'altro andava... Da tutte le parti è venuta, destra, sinistra, davanti, di dietro, ha tirato tutte le direzioni, ha preso la tempesta, tutte. Penso fosse proprio esatto, fatto un circolo. I danni sono ancora in fase di valutazione, ma l'impatto è stato senza dubbio fortissimo sulle coltivazioni, molte delle quali praticamente rase al suolo, ma anche case, orti e giardini dei residenti, quest'ultimi quanto mai increduli e spaventati. Si è allagato tutto alla falegnameria, il nostro laboratorio là, ha allagato tutto. E adesso se viene la pioggia è tutto rotto e viene dentro la pioggia ancora di nuovo. Lei ha mai visto una tempesta così, signora? Così, io ne faccio 71, così non l'ho mai vista. Una cosa impressionante. Ha mai visto una tempesta così? Mai visto. Da ieri pomeriggio e per tutta la giornata di oggi sono inoltre rimaste a casa le maestranze della Costan Epta, che ha subito allagamenti e danni ad alcuni macchinari di produzione. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come sempre alle previsioni meteo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Bentrovati al meteo. Si consolida sempre di più l'anticiclone africano, contesto dunque buono, con qualche nota instabile sui monti. Vediamo il dettaglio di mercoledì 15 giugno. Sul Veneto tanto sole, cielo in genere poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi, a tratti qualche moderato addensamento. Nelle ore più calde della giornata possibile formazione di qualche temporale di calore sui rilievi, acquazzoni che potranno espandersi localmente anche alle zone adiacenti. Caldo in intensificazione con temperature minime tra 14 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra i 26 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui soleggiato. Nel pomeriggio in montagna locale nuvolosità e non sarà del tutto escluso anche qualche isolato e breve rovescio. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole, quantomeno al mattino, perché a seguire avremo rovesci sparsi ma piuttosto frequenti.
Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime sui 30-31 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.